Noi siamo ancora qui con il colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, per parlare di truffe. Se avete qualche messaggio, qualche esperienza, ce la volete inviare su WhatsApp, il numero è 339 680 6868. Saremo felici di ascoltarvi, molto felici di ascoltarvi, e gireremo al comandante. Parlavamo delle truffe online e anche qui la prevenzione è importantissima, perché qui la repressione è proprio difficile. Beh sì, qui bisogna fare molta attenzione, ormai si stanno affinando sempre più le tecniche di raggiro online, anche perché internet è diventato ormai il mondo dell'oggi, ma anche il mondo del futuro. Ecco, facciamo attenzione, le banche non chiedono di aprire o chiudere conti correnti con dei messaggi, gli istituti di credito non chiedono di spostare soldi, gli istituti di credito non chiedono di pagare bonifici a destra e sinistra con un messaggio, con un SMS piuttosto che con un messaggio WhatsApp. Questo è fondamentale. Quindi non farsi prendere dal momento di emozione, dal momento di paura, del tipo: attenzione, abbiamo notato che stanno trasferendo tutti i suoi soldi su un altro conto corrente, blocca e trasferiscili, toglili subito i soldi al conto corrente. Questo non avviene mai. Quando arrivano queste tipologie di messaggi bisogna bloccarli, non rispondere a niente, non cliccare nessun link, perché generalmente rimandano al link spia, perché da dove rubano, da dove depredano i dati personali, e o cancellarlo o bloccarlo, e poi recarsi in banca o contattare la banca separatamente per verificare se c'è qualche anomalia. Anche perché a me è capitato che mi avessero clonato la prepagata e la banca ha notato subito il movimento con un prelievo di 0,1 centesimo e ha detto: qui blocchiamo, e da questo momento sarà bloccata. Mi ha dato la comunicazione e basta, dicendomi di recarmi nella mia filiale, quindi è molto più sicuro di quanto possa essere. Sì, e la cosa importante magari mettere come limite di pagamento dei limiti bassi, perché adesso i malviventi stanno imparando anche a fare piccoli prelievi di piccole somme. Allora, molte volte, per non avere sempre il solito messaggino, adesso si è alzato la soglia dei pagamenti. Ecco, mantenerli a un livello basso, in modo tale che nel momento in cui si supera una certa soglia di pagamento, 20 euro, 10 euro, 30 euro a seconda poi di ognuno sceglie la propria soglia, ecco, magari essere avvisati di operazioni anomale e quindi poter contattare la propria banca, il proprio istituto di credito e bloccarlo immediatamente. Truffe che possono capitare anche sui siti per gli acquisti online come Amazon, eBay. Sì, può accadere in tutti i siti online, soprattutto quelli meno controllati. Ecco, fate attenzione, magari il sito, sicuramente quello ufficiale, fornisce sicuramente maggiori garanzie, maggiori tutele rispetto a siti ormai che stanno nascendo per le compravendite. E attenzione, è difficilissimo fare l'affare nel momento in cui si vedono prodotti che costano particolarmente poco, a prezzi particolarmente calmierati che attendono. Fate attenzione, non posso dire che sono delle truffe, ma sicuramente c'è qualcosa che non va, quindi fate attenzione prima di procedere, prima di dare i propri dati. E poi ci sono quelle truffe che giocano sulla solitudine delle persone. Questo è anche un tema abbastanza delicato. Molte volte le persone, soprattutto quelle più avanti con l'età, ma non solo loro, magari parliamo anche di persone che purtroppo hanno sofferto una separazione, un lutto, un divorzio abbastanza, che si trovano soli, vengono contattati con delle mail che rimettono poi a delle persone a loro volta sole, e attraverso un gioco di scambio di messaggisti e così via riescono a farsi donare, accreditare somme anche consistenti, somme anche di un certo rilievo, perché per la compagnia, fino a quando non hanno messo a lastrico la povera vittima. E vi posso dire che ci sono stati casi di centinaia di migliaia di euro, siamo arrivati anche in alcuni casi, e vi posso dire che in altri casi addirittura si trattava dall'altra parte di una persona, di una figura, ecco, possiamo parlare così, creata con l'intelligenza artificiale. Quindi poi alla fine non esisteva la persona dall'altra parte, ma la vittima era convinto che dall'altra parte ci fosse questa persona
persone che avrebbe dovuto poi sposare, con cui avrebbe dovuto comunque condividere l'ultima parte della sua vita, a cui aveva praticamente donato tutto. E in questi casi la vergogna poi penso che sia tantissima. Sì, purtroppo c'è questo vittimismo, si chiama di secondo livello, il vittimismo è quello che vi subentra dopo aver subito una truffa, ma le persone devono avere la massima certezza e la massima tranquillità. Noi siamo ben consci di quelle che sono le conseguenze, e non dovete preoccuparvi di denunciare, non dovete preoccuparvi di segnalarci eventuali casi anche in corso d'opera, in modo tale che possiamo supportarvi, perché noi abbiamo anche personale che segue dei corsi di psicologia, abbiamo un servizio di psicologia come Arma dei Carabinieri che può supportare la vittima ad affrontare il problema. L'ultima domanda velocissima: esistono ancora le truffe dei servizi, gas, luce? Sì, in alcune occasioni abbiamo riscontrato anche la truffa del gas, della luce, del CUP. Allora attenzione, innanzitutto ormai gli operatori di luce e gas non vengono più a casa, perché tutti i termostati, tutti i contatori sono ormai online, quindi le verifiche le fanno online. Nel momento in cui si presenta una persona del genere, tenetela alla porta. Dice: guardi, non ho bisogno, mandate, tanto se ripassa, non è un problema. Per quanto riguarda invece i numeri pubblici, attenzione, innanzitutto, se non l'avete registrato sulla memoria, il numero non compare con il nome. È capitato che adesso con delle app fai comparire il nome, tipo stazione carabinieri, tipo ospedale D, tipo commissariato D. Sono delle truffe, perché al massimo può comparire il numero telefonico. La seconda cosa, richiamare questo numero, ma generalmente questi numeri non permettono la richiamata, quindi il numero è sospetto. Ecco, ponetevi il dubbio, attaccate e fate tramite la linea fissa tramite l'utente dall'altra parte fisso, che può essere l'ospedale, può essere il 112 e così via, una verifica prima di adottare qualsiasi iniziativa. E chiamate il 112. Chiamate il 112, che noi siamo sempre pronti a rispondere a tutte le evenienze. Bene, grazie al colonnello Antonio Marinucci, comandante del provinciale dei Carabinieri di Taranto, e buona giornata. Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori, e mi raccomando, alta la guardia. Attenzione. Bene, noi diamo la linea alla regia, ci vediamo fra poco.